Alleati nella capitale, avversari dopodomani, il voto delle amministrative sarà un banco di prova per Movimento 5 Stelle e Lega, pochi giorni dopo l'ultima fiducia ottenuta in Parlamento dal governo giallo-verde. Ma il voto di domenica, seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23, sarà anche un'occasione per il PD, chiamato a riguadagnare il terreno perduto con le sconfitte alle regionali e alle politiche. In Sicilia si voterà in 5 capoluoghi di provincia: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Complessivamente però le urne saranno aperte in 138 città, 18 i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui sarà applicato il sistema maggioritario a doppio turno. Nell'Agrigentino, dove i comuni interessati al rinnovo delle istituzioni locali sono 15, rientra in questa formula solo Licata. Qui in corsa per la carica di sindaco ci sono Annalisa Gianchetti per il Movimento 5 Stelle, Gianluca Mantia con la Civica Licata, un bene comune, Pino Galanti appoggiato da 5 liste e Annalisa Tardino sostenuta da 2 liste. Negli altri comuni il fischio finale è fissato invece per le ore 23, cioè al momento della chiusura dei seggi. Ad Alessandria della Rocca in corsa c'è soltanto una candidata, la dirigente scolastica Giovanna Bubello. 2 candidati a sindaco a Ioppolo Giancaxio, l'uscente Angelo Portella se la vedrà con Lillo Abissi. A Grotte il successore di Fantauzzo, che ha deciso di farsi da parte, sarà Dino Monreale o Alfonso Provvidenza. Anche a Sant'Angelo Muxaro il sindaco uscente Alfano non ci ha riprovato, si contenderanno lo scranno più alto Angelo Territo e Maurizio Castaldo. Pure Lotà è rimasto ai box. A Menfi in campo Ezio Ferraro, Marilena Mauceri e Ignazio Perricone. Sfida a 3 anche a Castro Filippo, si tratta di Riccardo Serravillo, Franco Badalamenti e Antonio Sferrazza. Stesso numero di candidati a San Giovanni Gemini, ci riprova l'uscente Carmelo Panepinto, gli avversari sono Pietro Alberto Ancona e Nicola Giordano. E tenta la riconferma anche Carmelo D'Angelo a Ravanusa, gli antagonisti del sindaco uscente sono Lillo Massimiliano Musso, Renato Speciale e Giuseppe Sortino. Scontro a 2 a Santo Stefano Quisquina, l'uscente Francesco Cacciatore contro l'ex Salvatore Presti. A Burgio ambiscono la poltrona di primo cittadino Franco Matinella e Vincenzo Galifi. Anche a Sambuca l'uscente ci riprova, Leo Ciaccio dovrà misurarsi con Baldo Gigliotta. A Calamonaci corsa a 2, Rosalba Navarra e Pino Spinelli. 2 contendenti anche a Cianciana, di fronte Francesco Martorana e Salvatore Sanzeri. E infine Lucca Sicula, dove la contesa riguarda Gabriele Mirabella e Salvatore Dazzo.